Dalla Serie A2 alla Serie B, dalla Puglia al Molise, appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Iozzo e benvenuti al Pala Unimol di Campobasso per il secondo social match di questo fine settimana. Tra poco in campo Cus Molise e Giovinazzo di fronte nella 14ª giornata del girone F di Serie B. 3 i punti che dividono le due formazioni, i padroni di casa cercano l'aggancio ai rivali, la squadra ospite vuole vincere per provare ad attaccare la zona playoff. Dirigente che arriva adesso, fischietto in bocca per il direttore di gara, si comincia, primo possesso palla di questa partita per il Giovinazzo, manovra la formazione ospite con Piscitelli che prova l'1 contro 1, si dimentica il pallone, allora riparte il Giovinazzo e lo fa con il gol dell'1-0, 1-0 siglato da Mongelli al 10° del primo tempo, la sblocca Mongelli. Ma l'arbitro concede il calcio d'angolo, palla in mezzo, il pareggio di Barichello, 1-1 al 15° del secondo tempo, il pareggio dei padroni di casa con Barichello. Pallone che termina tra le braccia di Barca, profondità per Barichello, la rovesciata, il gol di Barichello, spettacolare il 2-1 del numero 24, un gol da sogno, le proteste del Giovinazzo che voleva un calcio di punizione, l'arbitro ha lasciato proseguire e Barichello ha regalato una perla da incorniciare. Rotella per Rafinha, Morgade pressato da Barichello che riconquista il pallone, Barichello per Joao Alonso, la porta è vuota, Joao Alonso 4-2, arriva il 3-1, scusate, il 3-1 di Joao Alonso, un gol importantissimo a 3 minuti e 4 secondi dal termine del match. Rotella si allarga Rafinha sulla destra, pallone per Morgadi, il destro e poi sul secondo palo tocca Piscitelli che riapre il match a 32 secondi dal termine. Il gol del 3-2 siglato dal capitano. C'è ancora una partita qui a Campobasso. Casati deve tirare in porta, lo fa, palla fuori, arriva la sirena, il Cus Molise batte per 3-2 il Giovinazzo e lo aggancia in classifica. Eccoci in compagnia di Roberto Chiereghin. Mister, una partita folle, nel primo tempo eravate riusciti ad andare in vantaggio, poi grande ripresa del Cus Molise che ha ribaltato la partita, nel finale anche un po' di tensione, però ciò che conta poi alla fine è il risultato, è arrivata una sconfitta per 3-2 che interrompe la vostra striscia positiva. Qual è il primo commento su questa prestazione? Sì, rammarico perché sull'1-0 abbiamo avuto delle buone occasioni anche per andare in doppio, anche in triplo vantaggio, non le abbiamo concretizzate, questo sport è così. E al primo errore hanno pareggiato, poi là abbiamo subito il contraccolpo e per quanto riguarda la tensione finale, io questa tensione non l'ho vista tra le due squadre, sono due squadre di ragazzi che si rispettano, che si sono affrontati in una partita maschia, tranquilla, e il tutto è stato accentuato da delle decisioni obiettivamente esagerate degli arbitri che sono riusciti a buttare fuori due giocatori in una partita tranquilla. Mister, come ho detto anche al suo collega, partita folle, ricca di emozioni, alla fine fa festa il Cus Molise, sono 3 punti importanti, soprattutto riscattate la sconfitta contro il Ruvo della scorsa settimana. Sì, fa festa il Cus, ma credo faccia festa lo sport. Oggi veramente è stato un inno per questo sport perché è stata una partita maschia, alcune scelte arbitrali dubbie, ma ci può stare, però tanta correttezza in campo, quindi veramente un inno allo sport. Per quanto riguarda la partita, credo che un primo tempo un po' di marca forse del Giovinazzo, un secondo tempo dove abbiamo reagito, è servita insomma la scossa negli spogliatoi, abbiamo reagito da squadra vera, abbiamo cercato il gol, siamo stati bravi a non prenderci il secondo e allo stesso tempo sull'1-1 siamo stati bravi a non accontentarci, perché quello poi è stata la chiave di lettura della gara. Sull'1-1 abbiamo continuato a dare pressione, siamo riusciti a trovare uno splendido gol di Barichello e poi il finale di partita è stato abbastanza convulso,